con un poco di ritardo, ma per motivi tecnici che a volte si presentano, Lorenzo Coveri, che è accademico della nostra Accademia Ligure di Scienze e Lettere, questa sera parla di un argomento molto particolare, ma credo anche di grande interesse alla luce di alcune trasmissioni anche che noi possiamo vedere in ambito locale, ma ci porterà invece in un ambito ben più ampio, quello nazionale, partendo da alcune recenti indagini demoscopiche che sono state condotte proprio relativamente all'uso dei dialetti, delle lingue delle minoranze, delle lingue straniere italiane, eccetera. Un tema che parte fin dai primi anni 60, peculiarmente con le indagini condotte da Tullio De Mauro, quando ha scritto Storia linguistica dell'Italia unita. Successivamente a questa data, appunto, ci sono state inchieste della Doxa, dell'Istat, l'ultima delle quali proprio dell'Istat è del 2024. E in questa conferenza Lorenzo Coveri parlerà di molti degli aspetti e molte delle considerazioni anche sorprendenti che verranno dal confronto fra diverse indagini condotte in questo ambito. Lorenzo Coveri è stato professore ordinario di linguistica italiana nell'Università di Genova. I suoi interessi precipuamente vertono sulla dialettologia ligure, italiana e romanza, sulla sociolinguistica dell'italiano contemporaneo e anche con grande attenzione alla comunicazione giovanile e al linguaggio dei media. Le sue pubblicazioni sono numerose, ne ricordo alcune. La varietà dell'italiano, manuale di sociolinguistica italiana con altri autori. Un altro ancora è Parole in musica, lingua e poesia nella canzone d'autore italiana, e mi piace ricordare anche Da San Francesco al rap, l'italiano in musica. Cofondatore e membro del comitato editoriale, direttore responsabile della rivista italiana di dialettologia, membro scientifico di numerose riviste in questo settore, oltre ad essere, come vi ho già detto, accademico della classe di lettere, è anche accademico corrispondente emerito della Accademia della Crusca. Grazie ancora. La presidente della classe che mi ha, diciamo, gentilmente e graziosamente sollecitato a fare questo intervento. Grazie al presidente, grazie al segretario e ai segretari delle classi. Dunque io oggi cercherò appunto di stare a cavallo tra la classe di scienze e la classe di lettere, del tutto indegnamente, specialmente per ciò che riguarda la classe di scienze, perché voglio parlare del rapporto tra parole e numeri, nel senso che mi occuperò dei risultati delle ricerche statistiche a proposito dell'uso della lingua, del dialetto, di un dialetto della penisola, delle lingue di minoranza, alcune delle quali sono anche tutelate da un'apposita legge, la 482, e anche un po' della conoscenza e della presenza delle lingue straniere nelle indagini statistiche. Allora, partiamo da questa affermazione proprio di Tullio De Mauro. La leggo perché si parte proprio da qua. Allora, siamo all'Unità d'Italia, siamo al 1861, proclamazione del Regno d'Italia, 1870 Roma capitale, e la celebre, direi notissima, storia linguistica dell'Italia unita di Tullio De Mauro parte proprio dagli anni dell'Unità.
in due parole, che cos'è la storia linguistica? Attenzione, non storia della lingua italiana, cioè non è una storia dell'evoluzione, delle strutture grammaticali, della grammatica, eccetera, ma è piuttosto una storia degli italiani, dei parlanti, visti attraverso lo specchio della lingua. Per questo si chiama storia linguistica e non storia della lingua italiana dell'Italia unita. Fa il paio con l'altra grande storia della lingua, diciamo il manuale più conosciuto, quello di Bruno Migliorini, il quale anche lui teneva conto, che si chiama quello invece storia della lingua italiana, anche lui teneva conto degli aspetti extralinguistici, cioè degli aspetti storici, culturali, eccetera, ma, diciamo così, giustapponendoli ai fenomeni di sviluppo interno della lingua italiana. Si comincia così con De Mauro, praticamente questo libro, questo celebre libro che al momento del suo primo apparire nel 63, c'è stato poi un'edizione rinnovata nel 70 e molte altre edizioni dopo, era stato non perfettamente acquisito, non perfettamente giudicato dai colleghi linguisti. Qualcuno diceva, ma De Mauro parla di lingua ma senza linguistica, no? Dov'è la lingua? In effetti la cosa che sorprendeva molti critici anche e molti studiosi era l'uso amplissimo di dati sociologici, demografici, culturali, eccetera, raccolti soprattutto nelle famose appendici, cioè chi conosce questo libro sa che circa metà del libro è costituito da appendici che sviluppano uno o l'altro dei temi. Ma veniamo a questa celebre citazione, celebre perché ci dà un dato che al momento in cui apparve suscitò veramente grande clamore. Negli anni dell'unificazione linguistica, gli italofoni, cioè coloro che parlavano italiano, lungi dal rappresentare la totalità dei cittadini italiani, erano poco più di 600.000 su una popolazione che aveva superato i 25 milioni di individui, a malapena dunque il 2,5% della popolazione, cioè una percentuale di poco superiore a quella di coloro che allora e poi nelle statistiche ufficiali venivano designate come alloglotti, cioè parlanti una lingua diversa dall'italiano o dal dialetto. Quindi quelli che parlavano e che si muovevano in un ambito di italofonia erano il 2,5%. Possibile che fossero così pochi, possibile che fossero così pochi. Questo dato poi è stato anche corretto, diciamo discusso, per esempio un altro studioso, il Castellani, diceva no, forse bisogna aggiungere anche quelli che hanno avuto un'educazione in ambito ecclesiastico, bisogna aggiungere i parlanti dell'Italia mediana, no? Che si avvicinano di più all'italiano, cioè non solo la Toscana ma anche le Marche e l'Umbria, ma anche con queste correzioni non si andava oltre il 10%, quindi proprio al massimo un italiano su 10 parlava l'italiano. Ora la domanda è: ma come faceva Tullio De Mauro a dare questi dati così precisi? Molto semplice. Tullio De Mauro partiva, come si dice, per proiezione o anche analogia, dal numero di alfabetizzati a scuola rispetto al numero di italofoni. Cioè il suo ragionamento era molto semplice. Se io so quanti sono andati a scuola e se è vero che in quegli anni la scuola era l'unica agenzia, come si dice, di diffusione della lingua italiana, se io conto il numero degli alfabetizzati posso concludere allora gli italofoni sono tot. E infatti i dati vengono così. È sempre De Mauro che in un'altra parte del suo libro, aggiungo che poi è uscita una edizione che riguarda la storia linguistica dell'Italia repubblicana, sempre di Tullio De Mauro, pochi anni prima che morisse, che non ha avuto altrettanto successo, ma anche in questa storia De Mauro continua a seguire
diciamo, il processo di italianizzazione, perché in sostanza la storia linguistica è la storia di come in un paese che era preda dei dialetti, era regno dei dialetti, era l'impero dei dialetti, pian piano, attraverso una serie di fenomeni esterni alla lingua, si arrivasse a comprendere e parlare la lingua italiana. Non soltanto, ovviamente, la scuola, che era destinata come istituzione, ma anche le altre, che poi vennero chiamate agenzie di italianizzazione, e cioè tutti i fatti extralinguistici, attenzione, il servizio militare, l'emigrazione all'estero e anche interna, l'industrializzazione e poi naturalmente più avanti i mass media. Pensiamo all'influsso che lo stesso De Mauro ha documentato nei media come radio, televisione, eccetera, e soprattutto, questo lo sottolineo perché poi ci servirà forse per spiegare un altro fenomeno, l'urbanesimo, cioè i 150 anni e più passati dall'Unità d'Italia sono gli anni in cui assistiamo in generale al fenomeno dell'abbandono, comunque del minore frequenza dei centri piccoli e delle attività rurali verso un'attività di industrializzazione che ha luogo soprattutto nelle grandi città. Le grandi città sono, come dire, il teatro preferito della italianizzazione, perché nelle grandi città ci sono le scuole, le università, i teatri, i cinema, insomma tutti, e naturalmente sono i luoghi della mescolanza linguistica. Su questo è intervenuto anche un altro studioso dialettologo, Corrado Grassi, che ha sottolineato appunto l'influsso del rapporto tra emigrazione dal sud, ma anche dal Veneto, e urbanesimo. Vedete che nelle ultime righe, sempre De Mauro ci dà questi dati, pian piano l'italofonia percentuale, sempre per cento, passa dal 2,5 del 1861 al 4% dell'11, al 15 del 31, al 35,42% del 51 nel dopoguerra, e complessivamente De Mauro può dire che siamo a circa al 30% di italofonia abituale negli anni 60, che sono gli anni, come sappiamo, del boom economico, e dove tutti questi fattori vengono in qualche modo esaltati, con solo l'8,4% di dialettofonia esclusiva. Però cresce anche il numero di alternanti, perché logicamente è impossibile dire soltanto sì, io parlo dialetto, parlo italiano. No, bisogna subito dire con chi, perché è evidente che ci può essere un comportamento diverso, per esempio nell'ambito della famiglia, dove il dialetto è sicuramente più forte che fuori della famiglia per ragioni ovvie, e quindi ci sono famiglie in cui per esempio si può parlare dialetto con i nonni, oppure i genitori possono parlare in dialetto tra di loro e poi italiano con i figli. Quindi non basta dire chi parla dialetto, chi parla italiano, bisogna anche aggiungere la risposta alla domanda con chi, con l'interlocutore familiare, e naturalmente andare fuori dalla famiglia a vedere il comportamento linguistico con gli amici, con i compagni di lavoro e addirittura con gli estranei. Andiamo avanti. Ecco, qui si vede, qui si può forse allargare un pochino, non è importantissimo, però l'importante, ecco, vedete già questa specie di curva in discesa, ecco, si vede molto bene. Questo è il grado di alfabetizzazione. Vedete, era altissimo, la linea rossa riguardava le donne, dunque la linea rossa, sì, riguardava le donne, se leggo bene, e la linea nera riguardava gli uomini. Allora, come vedete, l'analfabetismo era altissimo, soprattutto tra le donne, negli 150 anni fa, e poi c'è una discesa netta, nettissima, sembra quasi un trampolino per il salto con lo sci. Vedete che al 2024, cioè gli ultimi dati che abbiamo,
la dialettofonia, cioè, scusate, l'analfabetismo è quasi a zero, siamo allo 0,5% di analfabeti, però bisogna aggiungere, proprio De Mauro ha studiato questo fenomeno, che se diciamo quelli che non sanno né leggere né scrivere e sono al massimo in grado solo di fare la loro firma, cioè che possiamo considerare analfabeti, si unisce però un altro fenomeno, cioè il cosiddetto analfabetismo funzionale. De Mauro in tanti suoi interventi, ma di questo non parliamo, però ha detto che molti, specialmente giovani, semplicemente non capiscono quello che leggono e non conoscono una gran parte del lessico che magari le ragioni precedenti conoscevano. Quindi l'analfabetismo è in senso proprio è sparito, ma abbiamo l'analfabetismo funzionale. Perché i dati, avete visto che i dati riguardano sempre il primo anno del decennio, perché bisogna sapere che già dal 1861 sono stati condotti i cosiddetti censimenti generali della popolazione, cioè non legati ad un campione, non legati ad un'analisi diciamo per analogia come si fa oggi, no, col campione eccetera, come vedremo è fatto anche dalla Doxa e dall'Istat, ma un censimento generale. Qualcuno lo ricorda sicuramente perché vedete ce ne sono stati 3 tra 1861 e 1881. Su questi dati si è basato De Mauro. Poi ce ne sono stati 4 nel 1901, nell'11, nel 21 e nel 31. Nel 31 i censimenti generali sono stati aboliti dal fascismo perché il fascismo non voleva confrontarsi con quelle che erano le minoranze alloglotte, perché nell'ambito naturalmente della penisola, pensiamo per esempio alla situazione dell'Alto Adige, pensiamo alla situazione del confine nord orientale, c'erano minoranze alloglotte. Il fascismo non ne voleva sapere, così come non voleva sapere di delitti e di suicidi, e quindi c'è una cesura netta, cioè i censimenti non si fanno più, riprendono nel dopoguerra, vedete 51, 61, regolarmente all'inizio di ogni decennio, 81, 91, 1, 11, 21. Poi che cosa succede? L'ultimo censimento generale della popolazione è stato fatto nel 2021, dopodiché l'Istat, a cui è, diciamo, è un'istituzione statale a cui è demandato il compito di fare i censimenti, ha deciso di non fare più i censimenti generali, ma solo delle indagini che chiama di scopo, cioè che riguardano ora l'agricoltura, ora il costo della vita. Sapete quanto è importante l'Istat, no? Per stabilire il costo della vita, il grado di inflazione, eccetera. Quindi il censimento generale della popolazione non c'è più, quindi noi non sappiamo più niente sulla totalità, quello che si chiama in statistica l'universo della popolazione, ma dobbiamo accontentarci di dati parziali, così come vedremo nell'indagine cosiddetta di scopo, cioè per uno scopo preciso, del 2024. Anche un'altra cosa da dire: De Mauro non può più utilizzare i censimenti. Perché? Perché naturalmente l'italiano non si è più diffuso attraverso la scuola, ma si è diffuso attraverso tutte le altre agenzie che ho nominato prima. Quindi è difficile distinguere l'influsso della scuola e della alfabetizzazione sulla proprietà di conoscenza dell'italiano, e quindi a che cosa si deve la diffusione dell'italiano? Alla televisione? Sicuramente sì. Oppure il servizio militare, per esempio, oppure l'immigrazione, sia anche all'estero, che sottrae gruppi di dialettofoni, no? Quindi diciamo diminuisce il numero di dialettofoni, la grande immigrazione all'estero, eccetera. E anche le immigrazioni, fenomeno più recente, interne, con il mescolamento di popolazione, eccetera. Quindi a questo punto non è più possibile fare un discorso sull'italofonia e la dialettofonia basandosi solo sui censimenti. Ecco che intervengono allora
le inchieste demoscopiche. Allora, la prima inchiesta recente è stata fatta dalla Doxa. La Doxa è una agenzia nata a Trieste, diretta dal sociologo e statistico Pierpaolo Luzzatto Fegiz, che ha deciso, essendo un'agenzia privata, cioè non essendo un'agenzia, diciamo un istituto statale, di fare un'inchiesta che ha chiamato Omnibus. Perché Omnibus? Perché nella stessa inchiesta agli intervistati veniva chiesto non soltanto le domande che adesso vedremo su parla la lingua, parla dialetto, quando, dove e con chi, ma si aggiungeva ad altre inchieste di tipo commerciale. Cioè, per curiosità, la prima inchiesta Doxa del 74, che devo io autonominarmi, ecco qua, che io avevo scoperto, diciamo così, perché nessuno se n'era accorto, la prima inchiesta riguardava la qualità del consumo dei tovagliolini dei fazzolettini di carta e dell'amaretto di Saronno. Cioè, in altre parole, intanto che andavano a intervistare nelle case queste persone, dicevano: a te piace l'amaretto, tu usi i fazzolettini, già che ci sei, capito? E era proprio una curiosità dell'allora direttore delle inchieste, che si chiamava Ennio Salamon, tutti nomi mi pare di origine ebraica. Allora, i dati della Doxa sono i primi dati che noi abbiamo, sono dati indiretti, perché i censimenti hanno dati diretti, ma questi sono indiretti, per campionamento, cioè sulla base di un campione che adesso vediamo, e soprattutto, questo è un punto chiave, per autovalutazione, oppure, come si dice in questi ambiti, self-rating. Perché autovalutazione? Perché il difetto di tutte queste inchieste, e anche di altre inchieste di cui noi ogni tanto abbiamo sentore, non è quello di chiedere come parlate, ma come pensate oppure come dichiarate di parlare. È lo stesso motivo per cui, non so, per esempio nelle famosi exit polls, no? Non è detto che tutti rispondano esattamente come hanno votato, magari c'è sempre un effetto, diciamo così, chiamiamolo di parallasse, no? Per cui non è esattamente ciò che la gente fa, ma è quello che la gente dichiara e dice. Naturalmente, quando noi parliamo di lingua e dialetto, entrano in gioco altri fattori, anche psicologici, no? Per cui, intanto, cosa vuol dire dialetto? Ecco, se voi andate, come hanno fatto in Sardegna, e chiedete qui si parla dialetto, i sardi vi danno delle mazzate, perché per loro naturalmente, e del resto è anche vero, diciamo, la qualità della lingua, delle diverse varietà del sardo, è incomparabile con un vero e proprio dialetto come negli altri casi. Quindi qui c'entra anche diciamo, un aspetto emotivo. Le Doxa hanno scelto come campione rappresentativo non un grande campione, sono solo esattamente 2102 persone ultra quindicenni, cioè adulti o post-adolescenti adulti, di 180 comuni italiani sono circa 8.000, con inchieste, come si dice, face to face, cioè dirette, no? L'intervistatore che a casa dell'intervistato gli pone queste 4 domande. Tra l'altro la Doxa, forse per l'interesse di chi aveva organizzato questa inchiesta, punta soprattutto sul dialetto, cioè la curiosità è questa. Vedete, le domande sono solo 4. Quando lei parla con i suoi familiari, che cosa fa di solito? Ossia, parla italiano o parla dialetto? Poi, seconda domanda, vogliamo sapere gli interlocutori, no? Con chi parla di solito in italiano in famiglia? Ripeto, la famiglia è il luogo dove il dialetto
in teoria almeno, è più presente, ovviamente, perché i legami sono più intimi, più stretti. Terza domanda, però, andiamo fuori. Quando parla fuori casa, con amici e compagni di lavoro, che cosa fa? Usa l'italiano o il dialetto? E infine, anche questo ci interessa molto, il dialetto di quale regione o città. Le variabili sociodemografiche che la Doxa ha tenuto conto nella elicitazione, come si dice, cioè insomma nella raccolta dei dati, sono ovviamente il sesso, oggi si direbbe meglio il genere, l'età divisa in 3 fasce, vedete, sotto i 34, però sempre più di 15, tra 35 e 54 e 54 e oltre. Le zone geografiche, nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. Queste sono le classiche divisioni anche delle inchieste, per esempio commerciali, no? Cosiddette inchieste Nielsen, che ci dicono appunto, non so, su qualunque cosa, sul consumo dell'ammorbidente, dividono sempre diciamo, la penisola in questi quadranti: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. Secondo grandezza dei centri, secondo la cosiddetta classe sociale. Naturalmente su questo ci sono state molte polemiche, perché è difficile ormai parlare di una vera e propria classe sociale. Le classi sociali non ci sono più, sono, diciamo, una visione, una teoria, insomma, del passato, che oggi è ampiamente superata, gli studi Silos Labini, eccetera, eccetera. Quindi per classe sociale si intende di solito soprattutto il grado di istruzione. Ai fini della classe sociale interessa di più la fonte del reddito che l'appartenenza autodichiarata ad una classe. Nessuno si dichiara sono un contadino, sono un operaio, e quindi è più importante andare a vedere che titolo di studio hanno e che tipo di reddito hanno. La classe, comunque, detta in questo modo, classe sociale può essere superiore e medio superiore, classe media, media inferiore e inferiore. Questi sono i risultati. Notate bene, le inchieste sono 4, quindi noi possiamo vedere anche i risultati storici, cioè per vedere come cambia la situazione. Qui abbiamo bisogno di nuovo, però io ho fatto anche, vedete, tanto per... forse non c'è bisogno, sì, possiamo allargare un attimo, ampliare un attimo, ma poi io ho trascritto dei dati in maniera più chiara, perché questa è una tabella che non si vede bene. Comunque, diciamo che vedete che sono le 4 colonne corrispondono alle 4 diverse inchieste, e poi c'è il dominio, cosiddetto dominio ambito, vedete, in casa, fuori casa, eccetera, eccetera. E qui si può già vedere che, per esempio, se io non vedo nulla, ma comunque dialetto con tutti, adesso poi su questo ci torneremo, nel 74 51, nell'82 46, nell'88 39, nel 91 35. Diciamo che i dati sono chiarissimi, cioè c'è una perdita dell'uso del dialetto in famiglia. Questo lo si vede bene, meglio da questa trascrizione che ho fatto, cioè la Doxa ci dice chi parla dialetto, chi parla italiano, ma anche chi alterna, no? Perché già De Mauro aveva detto attenzione, bisogna vedere con chi, i cosiddetti alternanti. Allora i dati, se voi li guardate in verticale, D ovviamente è la sigla per dialetto, I per italiano, A per alternanza. Nel 74 dichiarano di parlare dialetto, secondo le inchieste Doxa, il 51,3% degli intervistati. Questo dato nell'82 viene ridotto a sotto la metà, cioè abbiamo il sorpasso. Vedete, nell'82 abbiamo la dialettofonia che scende sotto il 50%. Nell'88 siamo al 39,6%, nel 91, quindi arriviamo vicini ai nostri anni, siamo al 35,9%. Dall'altra parte, per converso, l'italiano sale dal 25,0 al 29%,
1,4, e qui è interessante, guardate, tra l'88 e il 91, quindi un periodo brevissimo di anni, 3-4 anni, c'è una fase, una specie di battuta d'arresto. Guardate, mentre il dialetto scende, perché continua a scendere, guardate 88-91, dal 39,6 al 35,9, l'italiano non sale nello stesso modo perché ha una battuta d'arresto, 34,4, 33,6, ma soprattutto perché aumenta il grado di alternanza. Quindi noi abbiamo negli anni 90, no, che più o meno un terzo di italiani usano il dialetto in famiglia, un terzo l'italiano e un terzo alternano. Andiamo avanti perché ci sono le altre inchieste. Ecco qua, adesso arriva l'Istat. Allora, guardate bene che la Doxa, ripeto, è un'iniziativa del tutto privata, fatta con un campione, per forza di cose, ridotto, su un numero di città molto basso, però se l'ultima è del 91, poco prima era stata fatta un'indagine anche dall'Istat, istituto, una volta si chiamava Centrale di Statistica, oggi si chiama Istituto Nazionale di Statistica, comunque un istituto statale. Allora i mezzi e il campione e il tipo di inchiesta sono molto più sofisticati rispetto a quelli della Doxa col suo amaretto di Saronno e con i tovagliolini di carta. Le indagini dell'Istat si chiamano, come quelli si chiamavano omnibus, anche loro fanno multiscopo, cioè indagini che cercano di verificare dei dati diciamo diversi e riguardano, questo è un po' curioso devo dire, perché il discorso lingua-dialetto è annegato dentro una grande indagine sui cittadini e il tempo libero, come se uno parlasse solo del tempo libero, quindi su questo si può discutere. È chiaro che questi dati vanno sempre presi, no? Come sempre, con beneficio di inventario, ma qui vedete il campione molto più grande, 25.000 famiglie, 40.000 individui, sopra i 6 anni, quindi anche gli adolescenti che naturalmente hanno un comportamento linguistico sempre più avanzato, di ben 800 comuni. 800 comuni vuol dire il 10% dei comuni italiani. In questo caso nell'Istat, forse perché c'è questa dimensione diciamo più pubblica che privata, il focus non è sul dialetto ma è sull'italiano e viene introdotto anche il fattore altra lingua. Nella inchiesta fuori casa viene introdotta giustamente, secondo me, la distinzione che nelle Doxa non c'era tra amici ed estranei, che sono cose ben diverse, no? È chiaro che il rapporto tra amici è diverso rispetto a quello di estranei. Poi, per quello che riguarda i centri urbani, devo dire che la Doxa su questo aspetto è molto molto attenta, cioè ha fatto una tipologia che adesso io non sto a ricostruire, distinguendo non semplicemente città e tutto il resto, grandi città e tutto il resto, ma distinguendo tra il centro di un'area, la cintura, la periferia di un'area metropolitana che coincide grosso modo con la provincia. Qualcuno mi ha chiesto, presentando questa ricerca, se hanno fatto le inchieste a livello di provincia. Non l'hanno fatte. Poi piccoli centri, questa è la tipologia, e ancora una volta si insiste molto sulla dimensione della città come avanguardia della italianizzazione. Questi dati, anche i dati dell'Istat, sono dati indiretti, non sono per campionamento e autovalutazione. Ritorna il solito problema del self-rating. Io aggiungo che ho potuto, qui, vabbè, ripete queste cose, le possiamo passare, ecco, vedete qua si dice quello che ho praticamente detto. Queste slide me l'ha mandate l'Istat stesse, una ricercatrice dell'Istat che io ho intervistato alla fine di della favola,
perché le ho posto qualche problema, no? di tipo metodologico. Le ho chiesto: ma voi come fate il campione? Ma voi come fate a essere sicuri che una persona parla, dice in un certo modo e non dice di parlare in un certo modo? Vedrete che c'è anche una risposta che non è molto soddisfacente. Comunque le indagini dell'Istat misurano l'uso autodichiarato della lingua, non le competenze linguistiche, considerano diversi contesti sociali, famiglia, amici, conoscenti, lavoro, studio. Qualcuno ha detto: bisognerebbe aggiungere gli insegnanti, giustissimo, perché molti apprendono naturalmente la lingua perché vanno a scuola, quindi sarebbe interessante aggiungere tra le variabili come vi comportate linguisticamente con i vostri insegnanti. Poi qui entra in gioco la lingua straniera. Queste inchieste consentono il confronto nel tempo tra diverse occasioni di indagine, quindi sono anche in diacronia storiche, e permettono l'analisi, queste sono le variabili, lo sappiamo, per genere, età, regione, titolo di studio, condizione professionale, eccetera. Viene fuori, qui lo posso anticipare, ma è anche ovvio, spesso diciamo le inchieste statistiche ci dicono quello che noi effettivamente ci aspettiamo da un punto di vista così della a naso, no? Andando a naso. Allora, età, è chiaro che si parlano più dialetto i vecchi che i giovani. Regione, questo parleremo. Titolo di studio, parlano più italiano quelli che hanno un titolo di studio elevato. Condizione professionale, lo stesso. Genere, vedete che qui si parla di genere, non di sesso. Allora, questa è una domanda che rimane un po' aperta. Parlano più italiano le donne o gli uomini? Ebbene, la risposta è che di poco parlano più italiano le donne. Come si spiega questo? Diciamo, chi faceva la classica indagine dialettologica dell'Ottocento, chi andava a cercare la sopravvivenza del dialetto più locale, più puro, cercava una donna, perché una donna, una signora anziana che avesse la dentatura in ordine, perché naturalmente le donne erano avevano meno rapporti con l'esterno, no? Spesso non lavoravano, ovviamente non facevano il servizio militare, magari non emigravano, ed erano più a contatto con i figli nel rapporto con la scuola, perché uno dei grandi momenti in cui il dialetto ha cominciato veramente a cadere è stato da quando i genitori non hanno più parlato dialetto con i figli. Questo è avvenuto attorno agli anni 60. Con il boom degli anni 60 noi abbiamo cioè il dialetto cessa di essere una lingua madre, una lingua cioè usata in casa prima di andare a scuola. Naturalmente poi ci sono differenze tra una regione e l'altra, tra una condizione sociale e l'altra, ma in sostanza il grande momento della crisi del dialetto è degli anni 60. Però niente male, perché negli ultimissimi anni c'è stata invece una ripresa del dialetto. Adesso vedremo perché. Ecco, qui è solo per farvi vedere come sono fatti questi questionari cartacei. Vedete che ci sono delle caselle, che si tratta di... e sono fatti col sistema che è misto, cioè in parte fatto al computer, su internet, e in parte si chiama, mi pare, CAVI, cioè Computer Assisted Web Interviewing, in parte fatte anche con PAPI, cioè Pencil and Paper Interview, insomma fatte come si faceva una volta con la matita e con la carta. Queste sono le prime tre, queste sono quelle del 6 e 15, via via si aggiungono delle cose sempre più sofisticate, per esempio le lingue straniere. Guardate, addirittura qua si chiede: ha imparato la lingua con quale sistema? Con Babbel, insomma con vari siti internet. E veniamo proprio a quello che ci interessa di più. 2024. Allora, nel 2024, nell'agosto del 2024, è stata fatta l'ultima inchiesta Istat su lingua, dialetto, lingue di minoranze e lingue straniere. Quindi noi i dati più recenti che abbiamo è stata pubblicata nel 2025, ma i dati si riferiscono all'agosto del 2024.
4. Ecco qua, qui c'è l'ultima indagine Istat. Io non so se adesso riusciamo ad aprire, ma io forse andrei avanti perché magari ci torniamo. Volevo farvi vedere, del resto ognuno su questo indirizzo può andare, si vede il report, no, dell'Istat. Io vi dico soltanto i dati, eccoli qua. Allora, abbiamo dei dati storici che ci dicono chi parla dialetto in famiglia, questi i siti, scusate, i domini, gli ambiti sono sempre questi 3, famiglia, amici, estranei. Chi parla italiano in famiglia, con amici, con estranei, chi alterna dialetto italiano in famiglia, con amici, con estranei e, aggiunta del 1995, chi parla altre lingue in famiglia, con amici, con estranei. Questa delle lingue straniere è aggiunta, ma a me interessava un po' meno, anche se qui bisogna ovviamente distinguere tra lingue straniere native, immigrati che parlano la loro lingua madre, magari con i genitori, e lingue straniere acquisite, studiate a scuola, eccetera. Ecco, qui vorrei fermarmi un momento, non so se si vede questo, perché forse avrei anche un laser pointer. Allora, vedete cosa dice il sommario? L'uso esclusivo del dialetto si è ridotto di 2/3 in 40 anni. Allora, la striscia verde è il dialetto. Quella si vede abbastanza o no? Si può forse, si vede? Allora, però diciamo, è inutile adesso andare a vedere i dati precisi, ma quelli che sono segnati in giallo si possono vedere, l'unico che non li vede sono io, ma siamo, allora, il rosso è il dialetto. Allora, nella prima inchiesta dell'87 i parlanti dialetto erano il 32, nel 2024 sono 9,6. I parlanti italiano in famiglia, striscia blu, sono saliti dal 41,5 al 53,6. Questo in famiglia, notate bene, cioè la situazione più favorevole al dialetto. Con gli amici l'italiano è salito dal 44 al 58, il dialetto rosso è sceso dal 26,6 all'8,0 e con gli estranei il dialetto è crollato, perché partiamo dal 13,9, uso del dialetto con gli estranei, al 3,5, che coincide quasi con quel 2,5 di 150 anni fa, solo che in quel caso era l'italiano, cioè la situazione si è praticamente ribaltata, rovesciata. Poi ci sono anche gli alternanti, riga verde, vedete, sia italiano che dialetto. È interessante notare che gli alternanti diminuiscono. Cosa vuol dire? Che pian piano le persone hanno fatto una scelta, cioè quelli che parlano sempre italiano lo useranno sempre con tutti e quindi non avranno più la necessità di alternare a seconda che io parli con gli amici, con i genitori, eccetera. Poi abbiamo quest'altro dato che ci dice anche, qui vale la pena di guardare solo la sintesi, l'uso esclusivo dell'italiano aumenta solo nell'ultimo decennio, cioè vuol dire che l'evoluzione è a valanga, no? Come si dice, nel senso che diventa sempre più vasto il numero dei parlanti, eccetera. Notate bene anche che il viola è altra lingua, vedete che la conoscenza di un'altra lingua non è aumentata tanto, è solo dallo 0,4 fuori casa al 2,6, è più forte in casa, cioè dallo 0,6 è salita al 7,7, perché? Influsso degli immigrati, cioè è chiaro che la lingua che si parla in casa è quella della nuova immigrazione, albanese o lingue che siano. Poi abbiamo, ecco, l'uso misto diminuisce, anche questo è interessante, cioè l'uso misto andava bene finché
dovevo barcamenarmi tra due lingue. Io faccio il mio caso, ma ci sono tanti casi simili. I miei genitori, entrambi però genovesi, attenzione, quindi qua naturalmente non parlo dei genitori misti, perché questo è evidente che l'italiano diventa la lingua franca per chi viene da regioni diverse. I miei con me parlavano italiano, e tra loro genovese e italiano, con la nonna che era di origine friulana, ma di lontana origine friulana. Questo, cosa vuol dire questo? Che noi non ci rendiamo conto, ma c'era un bilinguismo straordinario, cioè le persone passavano da una lingua all'altra con una facilità straordinaria, neanche se l'avessero studiato, come uno che parla una lingua straniera. Questo è molto interessante, no? Ed è una ricchezza che naturalmente poi vedrete che c'è anche qualche elemento di ottimismo. Infine, l'uso di altre lingue, ecco, continua ad aumentare. Qui purtroppo si dimostra una cosa che noi ben sappiamo. L'Italia è un paese dove le lingue non si sanno, si sanno poco. Vediamo un po'. Allora, in famiglia aumenta, ma per il fenomeno detto prima. Con amici e con estranei andiamo da 0,5 a 5,1, è la riga viola, e scusate, con estranei siamo dallo 0,4 al 2,6, cioè vuol dire che la conoscenza delle lingue non è molto ampia. Le variabili, lo vediamo, età, genere, titolo di studio, regione di appartenenza. Adesso arriviamo, ecco, qui non sto a commentare, ma lo vedete facilmente, l'italiano è più utilizzato tra i giovani e il dialetto tra gli anziani. Questo, diciamo, questi grafici sono chiarissimi. C'è una piccola differenza, il rosa è per i maschi, ecco, questo è per revanche, il blu è per le femmine, ecco, e solo prevalentemente italiano. Guardate, i bambini tra 6 e 14 anni parlano italiano, cioè vuol dire che hanno l'italiano come lingua madre, non più il dialetto. Poi la loro conoscenza dell'italiano diminuisce, e poi diciamo ha un momento di stasi, vedete, e poi scende di nuovo. Per quello che riguarda il dialetto è zero dai piccoli. Questo ci fa capire che non c'è più nessuno, o quasi, che non parla dialetto. Vedete, tra i bambini, evidentemente sono a casa, tra i 6 e i 14 anni, solo l'1,4 conosce il dialetto. La conoscenza del dialetto però aumenta, tra i giovani aumenta, e naturalmente più si diventa vecchi e più l'uso del dialetto aumenta. Benissimo, allora questo direi che le donne, ecco, anche questo è un dato controverso, è un dato molto controverso, perché come vedete siamo lì. Allora, le donne tendono ad esprimersi più frequentemente in italiano, cioè esattamente il contrario di quello che avveniva nel passato rispetto agli uomini, soprattutto in famiglia, 55% delle donne rispetto al 51% degli uomini, e con gli amici anche in italiano 62 contro 54. In ambito familiare il divario emerge a partire dai 25 anni, mentre nel contesto amicale è presente in quasi tutte le fasce di età. Titolo di studio, l'uso del dialetto raddoppia tra chi ha un titolo di studio basso. Come vedete che questi dati sono probanti, ma non è che ci dicono delle cose straordinarie, tranne forse il discorso genere, eccetera. Tra le persone di 25 anni o più l'uso prevalente del dialetto è più diffuso tra chi possiede un titolo di studio basso, anche a parità di età, in ambito familiare, eccetera. L'uso del dialetto è particolarmente esteso tra gli over 65 con basso livello di istruzione. Il 26% parla prevalentemente dialetto in famiglia, il 21% con gli amici e solo il 9% però con gli estranei. Ma qui veniamo a una cosa che ci interessa anche molto da vicino. Allora, qui vediamo l'Italia in verde riguarda l'uso dell'italiano, l'Italia in blu riguarda l'uso del dialetto. Allora, qui ci sono anche dei dati, no? Regione per regione.
20 regioni, le 20 regioni, poi la situazione naturalmente dell'Alto Adige è diversa perché bisogna fare l'inchiesta a livello provinciale. Comunque, come vedete, l'uso dell'italiano è molto forte in Toscana, e questo si spiega ovviamente perché sappiamo che da lì nasce la lingua italiana, anche se non è detto che l'italiano di Toscana sia l'italiano standard, perché ci sono le varietà dialettali. Prego. Sì, certo. Allora, in Toscana prevale, ma subito dopo la Toscana vedete che ci sono le regioni dell'ex triangolo industriale, cioè la Lombardia, italofonia 67,9%, il Piemonte 68,8%, un po' di più, e addirittura la Liguria col 75,5%. Questo significa che 3/4 dei liguri, ovviamente non sto distinguendo tra genovesi e altri, come sempre nella statistica, parla sempre l'italiano. Per quello che riguarda il dialetto, le regioni più dialettofone d'Italia sono, non sorprendentemente, prima di tutto la Calabria, 64, poi la Campania, 61, poi la Sicilia 61,6, poi la Campania 61 e naturalmente il Veneto. Dico naturalmente perché chiunque sia stato in Veneto sa benissimo che le persone parlano quasi sempre e quasi tutti in dialetto, senza distinzione di classe sociale. Io racconto sempre questo aneddoto per cui andavo all'istituto di glottologia dell'Università di Padova e i professori parlavano tra loro tranquillamente in dialetto. Questo a Genova non è mai successo, tranne nel caso del professor Rebora, che come è noto era sostenitore, ma in consiglio di facoltà, diciamo, francamente era un po' isolato. Qui noi abbiamo ancora, ecco, vede, poi le altre lingue, insomma, qui si chiede lingua materna diversa dall'italiano, conoscenza di lingua di minoranza. Questo è interessante perché la legge 482 del 91 tutela certe minoranze, ma non i dialetti, le lingue di minoranza, quindi tutela l'albanese dell'Italia meridionale, tutela il greco della Calabria e del Salento, tutela il franco-provenzale della Val d'Aosta, ovviamente in maniera speciale il tedesco della provincia di Bolzano e di altre aree minori, eccetera. Queste sono le minoranze tutelate. Poi ci sono altre minoranze che vorrebbero, diciamo, cadere sotto questa legge, ma che sono veri e propri dialetti. Quindi qua attenzione a non dire lingua genovese, perché non esiste la lingua genovese, e meno che mai la lingua ligure. Esistono i dialetti liguri e il genovese è un dialetto come il milanese, come il piemontese, come il calabrese, eccetera, eccetera. Qui vabbè, lingua diversa dall'italiano, vorrei arrivare a questo, ecco le lingue tutelate, vedete, Sardegna, ecco, può essere curioso anche questa conoscenza, no? Allora, quante lingue gli italiani conoscono? Il 28% una lingua straniera soltanto, il 25% però conosce 2 lingue, quindi è bilingue, il 15% conosce 3 lingue o più. Questo dato è massimo in Europa, come forse si sa, in Finlandia. Finlandia è il paese del mondo dove la conoscenza di lingue diverse dal finnico è più alta, cioè ne conoscono da 4 in su, per ovvie ragioni, no? Lingua minore, lingua diciamo parlata da pochi milioni di persone. Quali lingue sono? Beh, non ci sorprende, la metà l'inglese, quindi ha sostituito il francese ovviamente, che era invece prevalente nel passato, poi c'è il francese, lo spagnolo, l'italiano e il tedesco, ma il dato diciamo un po' fastidioso è che quando si chiede a che livello di conoscenza
il 23% dice a livello scarso, cioè la conoscenza della lingua a livello scarso, il 32% dice sufficiente, notate bene, qui siamo sempre nell'autovalutazione, il 28% lo conosce a livello buono e solo il 15% lo conosce a livello ottimo. Mi hanno sempre fatto ridere quelli che dicono scolastico e che per scolastico intendo che non so niente, no? È ridicolo, perché invece se uno l'ha studiato a scuola almeno dovrebbe capire. Quindi su questo si aprirebbe un altro discorso. C'è un'altra inchiesta. Direi che possiamo forse andare verso la conclusione, perché vorrei accendere, diciamo così, qualche lume meno diciamo preoccupante, ma io in effetti non mi preoccupo affatto, diciamo, i dati sono questi, quindi c'è poco da dire, no? La SVG è un'altra agenzia, anche questa privata, è famosa perché fa le inchieste, i cosiddetti exit poll al momento delle elezioni, quella per intenderci della maratona di Mentana, quindi è un'altra agenzia che è privata pure questa e che ha fatto un'indagine ovviamente più limitata, vedete sono solo 800 i soggetti maggiorenni, quindi non ha preso in considerazione gli adolescenti. Il sondaggio è il solito computer assisted web interviewing su un campione rappresentativo recentissimo, 5-7 novembre 2025. Cosa ci dice? Solo 4 punti, ma interessante perché è un'inchiesta qualitativa, cioè non ci dice solo quanti, ma come. Allora, sono solo 4 dati. Allora, il dichiarante, l'intervistato, ha detto: parlo, comprendo e uso spesso il dialetto nel 37%, quindi tantissimo, no? Rispetto a quello che abbiamo visto prima, e il 49% addirittura per gli ultra 64enni e il 23% sotto i 34 anni, però sempre maggiorenni, attenzione. In famiglia ovviamente 57%, e poi guardate, questa è la valutazione cioè non sono le domande, sono le risposte, no? Quando mi arrabbio il 46% usa il dialetto, con amici e conoscenti il 42%, nella vita di tutti i giorni il 31% e addirittura al lavoro con i colleghi il 28%. Quindi questi sono dati piuttosto diversi. Come si spiega questa diversità? Si spiega in parte con criteri di campionamento diversi, ma anche col modo di porre la domanda, no? Questo è il punto. Parlo e comprendo e uso però raramente, 35%. Comprendo ma non parlo, e giustamente si distingue tra il dialetto, bisogna capire, se io lo capisco è una cosa, se lo parlo è un'altra cosa, se lo capisco e lo parlo è un'altra cosa, se lo capisco ma non lo parlo. E poi non comprendo e non lo parlo il 5%. Vedete, anche questo insiste sul dialetto. Quindi si può dire che in generale 1/3 è ancora legato ad un ambiente dialettofono, 1/3 lo usa meno e quindi si capisce userà l'italiano o un'altra lingua, il 23% invece non ha neanche quella che si chiama una conoscenza passiva, e il 5% non comprende e non parla. Qual è la percezione del dialetto? Qui hanno diviso i rispondenti, le risposte, in 2 grandi aree, no? Cioè, quando incontro una persona, vedete, la domanda è: una persona che parla dialetto, secondo te è più o meno acculturata? Allora, questo è l'unico dato neutro, cioè è più e meno. Qualcuno, cioè, dice che ha cultura e qualcun altro dice che è ignorante, questa è la percezione. Poi, meno giovane e più vecchio, questo si capisce, più conservatrice e meno progressista, questa è la percezione del dialetto. Attenzione, non è più il comportamento, ma è come io giudico. È più attenta alla tradizione, la persona è meno moderna. Sempre il dialetto, vive in una zona rurale e non in una zona urbana. Anche queste sono cose molto interessanti, ma quelle che io... Ecco, poi questo è anche interessantissimo. Allora,
tu devi dire se sei d'accordo A, se sei non d'accordo N, e, scusate, N neutro, e se sei in disaccordo D. I dialetti, la domanda è questa, hanno un valore culturale e identitario da tutelare? C'è uno sbaglio da parte delle istituzioni? Sono d'accordo il 74, sono neutri il 20 e solo 6 sono in disaccordo, quindi la maggioranza vorrebbe che il dialetto fosse tutelato di più da parte delle istruzioni. Incontrare una persona che parla il mio dialetto mi fa sentire più vicino ad essa, sono d'accordo il 62%, sono neutro il 29% e sono negativi solo 9%, quindi anche qua l'uso del dialetto è vicinanza, tutti sanno che se uno va in un ristorante genovese, se parla genovese lo servono meglio. L'uso dei dialetti, e questa è un'altra cosa, veramente qui c'è un grosso equivoco. L'uso dei dialetti nei programmi TV va disincentivato. Sono d'accordo il 36%, sono neutro il 36% e sono in disaccordo il 28%, cioè vuol dire che la maggior parte è d'accordo o è neutro su questo punto sull'uso dei dialetti nei programmi TV. Qui si parla di programmi di intrattenimento, no? In particolare la gente in generale ha l'impressione, io non so perché, che prevalga il romanesco, ma non è vero. Nella fiction ultimamente, io ho scritto un articolo su questo, noi abbiamo sentito addirittura il Veneto, l'Emiliano Romagnolo, abbiamo sentito il barese, il materano di Imma Tatarani, abbiamo sentito naturalmente e sappiamo tutti ormai che cosa sono i cabassisi eccetera da parte di... Quindi non è del tutto vero, perciò io su questo qualche dubbio ce l'avrei. L'uso del dialetto però è un retaggio del passato, andrebbero abbandonati, quindi qualcuno dice no, basta, non ne parliamo più. Sono d'accordo il 22, sono neutri il 21, ma il 57, cioè la maggioranza, sono in disaccordo, cioè non bisognerebbe abbandonarli e hanno ben ragione. E qui, vabbè, le minoranze, insomma... tra l'altro è interessante che le minoranze vengono considerate un elemento di arricchimento sociale e culturale nel 65% dei casi e addirittura nel 70% tra i giovani, diciamo i medio giovani, 35-44. Solo 10 le minoranze linguistiche sono un problema e per un altro quarto non sono un problema. Qui adesso parliamo, ecco, qui dico solo, e qui mi fermo, perché il dato che mi ha colpito molto, e ne ho parlato anche con le ricercatrici dell'Istat, è che la Liguria, dopo la Toscana, è la regione meno dialettofona d'Italia. Allora, I vuol dire italiano, D vuol dire dialetto, A vuol dire alternanza e AL vuol dire uso di altra lingua. Allora, in famiglia, cioè dove il dialetto dovrebbe essere conservato di più, parlano italiano il 75,5%, parlano dialetto il 2,6%, pochissimi, alternano il 13% e parlano un'altra lingua, ecco qui la lingua madre straniera, il 7,5% delle persone. Con gli amici naturalmente aumenta l'uso dell'italiano, no? 80%, solo 2,2% parla dialetto, alternano il 12% e parlano un'altra lingua, un po' meno, il 4,8%. Vedete che altra lingua scende dalla famiglia man mano che si va fuori. Con gli estranei parlano italiano, in Liguria in generale, quindi qui non parliamo solo di Genova, 92,9%, il dialetto è parlato in Liguria con estranei solo dallo 0,6%, il 2% alterna e un'altra lingua è il 3,4%. Qui ci sono le risposte dell'Istat, insomma. Allora, la domanda è questa: come mai in Liguria si parla così poco il dialetto?
E la risposta, diciamo, viene anche da quello che ho detto prima. Almeno una risposta, perché poi ci possono essere altre risposte. La risposta è che le città sono il luogo della italianizzazione, come abbiamo visto da tutta la storia di De Mauro, eccetera. Ora, in Liguria, la città di Genova comprende circa la metà della popolazione regionale. È evidente che la città è il luogo dello scambio linguistico, è il luogo dove l'italiano viene usato anche. E quindi probabilmente questo peso di Genova, che probabilmente ad altri, diciamo, altre province piace poco, no? Perché i savonesi naturalmente si lamentano che gli abbiamo rotto la campanassa ancora dopo 500 anni, ma comunque detto questo, questa probabilmente è una delle ragioni. Io passo a voi la palla se volete dire qualche cosa o se qualcosa non è stato chiaro. Grazie. Grazie professor Coveri per questa carrellata davvero complessa e che potrebbe sollevare molte curiosità. Ci sono delle domande? Sì, uno degli aspetti più interessanti della geografia linguistica dell'Italia è la presenza di lingue autonome anche molto ristrette, però interessanti sotto il profilo tecnico. Per esempio, sui monti di Vercelli, no, la lingua Olzel. Anni fa sulla stampa era comparso un articolo in cui si segnalava la possibile estinzione di questa lingua, che è perfettamente autonoma e interessante. E la presenza di isole linguistiche inaspettate, per esempio il franco-provenzale, oltre ovviamente in Val d'Aosta, però è presente anche curiosamente in Puglia. In Calabria è presente Faeto e Celle sono sì, cose no. Sì, in Puglia è molto rilevante anche la presenza dei dialetti slavi. Perché, Certo. Beh, in anche sì, Molise. Anche no? Molise e albanese. E in Calabria l'occitanico. Ecco, su questo Sì, forse indagini vabbè, sì. statistiche più fini sarebbero Sì, opportune. però questi... Poi ecco l'ultima cosa sulla Finlandia, che proprio il professor De Mauro qui in una conferenza che ha tenuto a Genova aveva detto che in Finlandia è una è forse la nazione in cui è più forte l'interesse per il latino. Beh, può darsi, non so a che proposito l'abbia detto. Comunque la presenza di quelle che con una terminologia un po' diciamo positivistica venivano chiamate le isole alloglotte o penisole alloglotte in certi casi, no? Pensate al ladino, eccetera, sono in alcuni casi oggetto di questa legge, no? Quelli che non rientrano, quindi diciamo questi dati sono noti, che esiste il franco-provenzale, eccetera, eccetera, che esiste in Piemonte, in Calabria, che esiste il greco in Salento, ma anche il greccanico in Calabria, l'ha studiato Rolfs. Questi dati sono molto noti ai dialettologi, però questo diciamo sposta un po' il discorso rispetto all'uso del dialetto e dell'italiano, no? Cioè mi pare interessante che rispetto ad una impressione che noi possiamo avere, no? Noi possiamo avere l'impressione che tutti parlano dialetto, tutti parlano italiano, oppure parlano un italiano troppo romanesco, eccetera. Questi sono dati, certo che si possono discutere, però sono dati concreti, è da qui che bisogna partire per dire qualcosa. Devo dire che il rapporto con l'Istat, vedete, io poi ho fatto 5 domande, adesso non c'è il tempo di vedere, ma io ho chiesto come fate il campione, eccetera. Soprattutto gli ho chiesto, ma perché l'Istat non fa un controllo rispetto a quel dato che è il dato dell'autovalutazione? Perché il punto debole è questo qua, no? Se tu chiedi a una persona, non gli puoi chiedere, lei ha già letto I Promessi Sposi? No, perché quello si vergognerà e dirà, sì, lo devo leggere, oppure l'ho letto ma non me lo ricordo. Cioè una cosa è ciò che si fa linguisticamente, un'altra è quello che si dice o si pensa di fare, perché a volte ci può essere anche una proiezione. Allora,
bisognerebbe, come dire, correggere, non in tutti i casi perché capisco che è un problema. Qui la ricercatrice dell'Istat mi dice nell'ultima domanda, vede, le variabili, ecco, una questione di fondo. Le inchieste sono basate sull'autodichiarazione o autovalutazione del comportamento linguistico, non sul comportamento linguistico stesso, ovvero gli intervistati dichiarano come ritengono di parlare, non come parlano effettivamente. Anche la nozione di dialetto può risultare ambigua, perché se tu gli dici ma tu parli dialetto italiano, bisogna vedere cosa intendo io. Allora, vedete adesso la risposta, specialmente in alcune regioni per vari motivi, in Friuli, in Sardegna. E per lingue straniere si intende lingua madre o lingua di apprendimento, tutti punti deboli, no? Allora, questa che leggete sotto è la risposta dell'Istat. Vedete, l'Istat risponde. Leggiamola. Come giustamente osserva, mi dà ragione, grazie, l'indagine si basa su autodichiarazioni. Rileva quindi il comportamento linguistico così come viene percepito e riferito dagli intervistati e non quello osservato direttamente. Per quanto riguarda la nozione di dialetto, essa non viene rigidamente definita all'interno del questionario, si lascia spazio all'interpretazione dell'intervistato, quindi ancora una volta io rispondo avendo la cosiddetta percezione, si chiama dialettologia percettiva, no? Quella che, proprio per intercettare la dimensione socialmente percepita dell'uso linguistico, che può variare sensibilmente da un contesto all'altro. Per lingua straniera si invita l'intervistato a fare riferimento a una lingua diversa da quella imparata per prima, quindi quella imparata a scuola. L'introduzione di strumenti di verifica diretta, ma vedrete che la Crusca forse ci riesce a far introdurre, perché loro sono aperti al dialogo, no? Questi sono gli statistici, quindi stanno a sentire quello che dicono i linguisti. Del resto lo dice nella prima risposta. Noi ci siamo ispirati alle ricerche di Tullio De Mauro, cioè De Mauro aveva preso contatto con l'Istat e da lì sono nati poi l'idea di fare queste inchieste anche sulla lingua, no? Ebbene, ecco, per quanto riguarda la verifica, non è prevista nel disegno attuale dell'indagine, principalmente per ragioni di sostenibilità operativa, perché capite cosa vuol dire andare. Una cosa è fare l'inchiesta via internet o anche per telefono, un'altra è andare materialmente presso gli intervistati, face to face, e anche comparabilità nel tempo, come dire, siccome noi le altre le abbiamo fatte in quell'altro modo, oggi non potremmo compararla a quella di oggi. Tuttavia, ci dà una speranza, i risultati possono essere letti in modo complementare rispetto ad approcci qualitativi o sperimentali, e noi questo abbiamo fatto alludendo a quell'inchiesta SVG, che invece non è più solo quantitativa ma anche qualitativa, che ci dice che cosa pensano. Ora aggiungo solo una cosa che è importantissima: negli ultimi anni c'è stata una grandissima ripresa del dialetto. Allora, negli ultimi anni, parliamo diciamo più o meno alla fine degli anni 90, insomma nel primo quarto di questo secolo, il dialetto ha cessato di dare di sé un'immagine negativa. Il parlante dialetto, tanto è vero, è questo. Insomma, è inutile che ricordiamo che nel 1984 esce Creusa de Mar. Allora, ha fatto molto di più per il prestigio del genovese il disco concettuale di Fabrizio De André di quanto non abbiano fatto tante commedie goviane e, ahimè, tante iniziative più o meno diciamo coraggiose o dopolavoristiche eccetera, perché il dialetto, ahimè, a scuola non si può insegnare, è una lingua, o è una lingua madre o non è. Allora il problema non è quello di insegnarlo, ma è quello di dare luogo a degli strumenti che permettano di superare quell'aspetto negativo. E allora, se noi sentiamo i cantanti, se andiamo a vedere le fiction eccetera, se pensiamo al cinema, se pensiamo alla comicità, se pensiamo al web, perché c'è un sacco di siti in dialetto nel web, no? Allora, tutti questi sono elementi che probabilmente, perché il problema del dialetto non è più quello o parlo dialetto o parla italiano, no,
io parlo italiano, ma posso anche parlare dialetto, cioè io posso anche togliermi lo sfizio di aggiungere un po' di pepe e un po' di sale al mio italiano usando il dialetto, quindi si chiama dialetto 2, si chiamano rinascenze dialettali, e questo è andato così. Addirittura aggiungo una cosa, che proprio perché non si parla più come lingua madre, che il dialetto può riemergere. Gaetano Berruto, noto studioso di sociolinguistica torinese, ha detto che è come diciamo un fiume carsico, ha parlato di polle e ha parlato di risorgive, come si parla in Friuli, ha detto cioè che il dialetto può venire fuori proprio quando non lo si usa più come lingua madre. Questo è probabilmente diciamo lo scenario che ci aspetta anche nei prossimi anni. Ci sono altre domande? Sì. Ho letto recentemente, per motivi di studio, come sai, una inchiesta sull'uso del friulano. E c'era uno scambio di battute bellissimo. Quello che fa l'inchiesta chiede: ma qual è la sua lingua madre? L'italiano. Ma come parlava con sua madre? In friulano. Questo è il classico tipo di dichiarazione, no? Parlava in friulano con sua madre, però la sua lingua madre è l'italiano. Sì, cioè vuol dire che però forse non ha capito la domanda, perché lingua madre si intende la lingua appresa in famiglia prima di andare a scuola, quindi o era l'italiano o era il friulano, no? Se parlava con la mamma. Può darsi che invece ci fosse una situazione di famiglia diversa, però questo dato è molto interessante, perché se c'è una regione in cui c'è un orgoglio tremendo della lingua locale è proprio il Friuli, cioè che qualcuno addirittura in Friuli venga a dire la mia lingua madre è l'italiano, mi sembra un segno dei tempi piuttosto, ma diciamo non inquietante, no, perché i linguisti, Rita mi può confermare, sì, non sono né felici né infelici se succede qualcosa, si limitano a osservare quello che succede, no? Cioè il dialetto muore, pazienza, il dialetto vive, bene, cioè è un'osservazione del tutto neutra, no? Che si fa, e quindi vabbè, insomma, questo è del resto le statistiche ci aiutano a dire delle cose senza che siano campate in aria o su quello che mi piace o che non mi piace. Bene o male, con tutti i difetti che hanno le statistiche, la situazione in Italia oggi, 2024, è questa, più o meno questa in generale. Poi andiamo magari a vedere cosa succede. Io l'altra sera sentivo il concertone del 1° maggio, no? Allora, Delia, vabbè, con grande scandalo, ha sostituito il partigiano con l'essere umano, ma a parte quello ha cantato un siciliano, va bene. Nigna, che è un fenomeno straordinario, ha cantato in napoletano. Poi c'era la pizzica salentina. Noi sappiamo che ci sono centinaia di migliaia di persone che nella notte della Taranta, allora tu la notte della Taranta vedi il cantore popolare che canta in grico, cioè nella lingua di minoranza del Salento. Poi vedi il giovane cantante che canta anche in dialetto salentino. Poi magari vedi Stuart Copeland, batterista dei Police, che si mescola. Io ho sentito anche De Gregori cantare addirittura la Divina Commedia, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Allora, questi fenomeni di meticciato sono interessantissimi, cioè proprio oggi è il momento del plurilinguismo. Pensate soltanto a questo fatto: la cantante, grande cantante catanese Carmen Consoli ha fatto adesso un disco dove canta in dialetto, canta in latino, canta in greco, canta in italiano, ma addirittura fuori dei nostri confini la cantante pop spagnola nata, diciamo, vissuta a Barcellona, Rosalía, ha fatto un disco che si chiama Lux, dove canta in siciliano per omaggio alla santa di cui
porta il nome. Quindi ci sono dei fatti di meticciato, di mash-up, come si dice, che sono straordinari. Perciò non bisogna andare a cercare l'identità, la purezza, perché nessuna lingua è pura, nessun dialetto è puro. Una lingua, anzi aggiungo, è tale se si mescola, e del resto lo sappiamo, no? Ogni lingua è fatta di tanti elementi. Non è vero, come diceva De André, che il genovese è tutto arabo, per carità. Lui diceva 4.000 vocaboli, ma quando mai? Però è verissimo che Camallo è una parola di origine araba, come ragazzo, come tanti altri, no? Appunto. Sì, certo, Pasolini, friulano, con la mamma friulana. Isabella. A Genova trovo che succeda una cosa un po' schizofrenica, perché da parte delle persone più anziane, più d'età, che mi ci metto anch'io, c'è un amore per il dialetto genovese, o lingua dialetto, perché qualcuno vuole chiamarlo lingua, comunque per il genovese, e nello stesso tempo le stesse persone che tante volte, molto spesso, sono nonni, non lo parlano coi nipoti, che sarebbe la cosa più... Gli prendono, le famiglie gli prendono magari la babysitter inglese, allora quella lì non disturba l'apprendimento dell'italiano, il fatto che poi a scuola possano andare male in italiano. Il genovese non glielo parlano perché Maniman. Cioè, questa vorrei... Maniman poi parla male l'italiano, come se invece adesso, capisci, fossero tutti perfettamente italofoni, che basta leggere i giornali e trovi delle cose orrende. Vorrei capirla questa cosa. Secondo me, te l'ho detto prima, è il nostro carattere genovese, che io conosco bene, che preferiamo piangere sulle cose perdute piuttosto che coltivarle e mantenerle in pensi viva. che il nostro inno nazionale è quella bruttissima canzone che è Ma se che penso, scusate se dico, siamo nel pieno consumo della nostalgia, purtroppo. Infatti, e allora siamo accogli adunte te, insomma, non sai. Però mi piacerebbe. Guardiamo avanti, guardiamo Saif, guardiamo questa gente, questi giovani, questi ragazzi che mescolano arabo. Ma sapete che c'è un gruppo che si chiama Genova Arab, di cui Saif, secondo al Festival di Sanremo, fa parte, dove ci sono italo-tunisini, italo-marocchini, un napoletano, un portoghese, quindi qua il bello è questo, secondo me, no? Sì, però una lingua è anche un modo di pensare, è un elemento di identità. Ecco, a me che vada perso, sinceramente, poi per quanto camperò ancora me ne potrei anche fregare, però mi dispiace che vada perduto. Però, Isabella, e vorrei contribuire a conservarlo. Allora, l'identità è una parola difficile da maneggiare. Sì, vabbè, però. Perché tutti noi siamo mistici, ma noi discendiamo, no? Ma io non parlo di purezza, sono apertissima all'evoluzione della lingua, però che si perda proprio così mi dispiace. E ti devo dire, come compagna stiamo organizzando diversi corsi di genovese, sono molto frequentati da persone anche anziane. C'è molto interesse anche da parte di giovani. Bene. E questo, abbiamo addirittura un socio che l'ha imparato da autodidatta benissimo, e ora lui insegna latino e greco in un liceo, e dopo le lezioni normali ha un gruppo di suoi allievi ai quali insegna genovese, che a me sembra un miracolo. È un caso, no? È un caso. Vediamo un po' il discorso, se allarghiamo il discorso è chiaro che mi pare che questi dati siano abbastanza, cioè secondo me, no? Poi oltretutto storicamente è sempre andata così, no? E quindi, ripeto, ci può piacere o no, però la situazione è questa. Allora, in base a questo noi possiamo decidere che cosa fare o che cosa non fare. Ripeto, De André, faccio un esempio, ma vale anche per tanti altri, non ha fatto la sua operazione intellettuale, artistica, per impulso di nessuna associazione, di nessuna istituzione, né della regione, del comune. Eppure ha funzionato, perché era il momento in cui il dialetto
cadendo come lingua 1, qualcuno ha parlato di dialetto 2, nel senso che viene fuori, capito? Quindi noi è su quello che dobbiamo insistere, cioè non una sostituzione, altra parola che preferirei non usare, ma un affiancamento. Questo è. Bene, io penso che ci sarebbe davvero da certo, dire ancora moltissimo, se penso anche su come vengono fatte le statistiche, per esempio, come hai accennato, e da buona storica dell'economia ti posso dire che certe volte i dati sono difficilmente comparabili, ma vero, ma poi qui difficile. parliamo a livello nazionale, poi quindi sì, certo. La tendenza è questa, poi bisognerebbe andare a vedere, ma questo non toglie che ogni comune, se vuole, può farsi. Certo. Però scusami se ti interrompo ancora, l'Istat è cioè l'Istat ci ha chiesto di fare, di proporre qualche cosa, no? Per esempio so che in Sicilia stanno facendo una specie di Istat dell'isola, solo per la Sicilia, però lì c'è il centro studi filologici siciliani, insomma, c'è un'istituzione, ma qui l'Accademia della Crusca potrebbe benissimo fare questo. Del resto questa risposta andrà sul sito della Crusca, perché sono loro che l'hanno chiesto. Io ho trovato una grande collaborazione, certo, questi sono statistici e ragionano in un altro modo. Comunque tutto è finalizzato a conoscere, conoscere se stessi e a comprendere anche quello che intorno a noi compare. Bene, io vi ringrazio ancora molto. Grazie a te, cara. Grazie. E vi dico che lunedì 11 maggio alle ore 15:30, quindi in tempi differenti, ben 4 conferenzieri, Don Paolo Fontana, Franco Arato, Stefano Verdino e Luca Badini Confalonieri parleranno di Eustachio d'Egola, un importante padre scolopio di fine Settecento e primi anni dell'Ottocento. Convertito il Manzoni.